In questa puntata del Diario della Salute dedicata alla Garibaldinesima di Catania parliamo di problematiche urologiche sia maschili che femminili e ne parliamo quindi andando a trovare il direttore dell'unità operativa complessa di urologia, che è il professor dottor Mario Falsaperla. Professor Falsaperla, possiamo iniziare scherzando sul fatto che perfino Checco Zalone l'ha messo in evidenza con il suo ultimo film, con la canzone La prostata è inflammata. È un problema maschile molto diffuso, ma è legato solo all'età o no? No, bisogna assolutamente differenziare tra la prostata infiammata e la prostata aumentata di volume. Entrambi danno una sintomatologia urinaria, ma mentre la prostata infiammata è legata prevalentemente all'attività sessuale e quindi al rischio di infezione, la prostata aumentata di volume è correlata all'età, quindi a modificazioni ormonali che determinano un'ipertrofia. L'ipertrofia determina un blocco nella componente uretrale, cioè nel tratto di canale urinario tra la vescica e l'esterno, e conseguentemente dà della sintomatologia irritativa che spesso viene confusa con un'infiammazione. E la prostatite in età giovanile come si tratta? Dipende, perché molto frequentemente è legata appunto all'attività sessuale. Sono presenti dei germi particolari come la clamidia, il micoplasma, l'ureaplasma, talvolta anche la Gardnerella vaginalis trasmessa appunto attraverso i rapporti sessuali, e questo va trattato con delle terapie antibiotiche specifiche. La terapia deve essere associata anche a degli stili di vita, perché naturalmente la parte alimentare è importante, bisogna evitare delle sostanze piccanti, gli alcolici, sostanze troppo salate, gli insaccati che peggiorano la sintomatologia, ma anche bisogna avere un'attività sessuale regolare, che vuol dire che gli eccessi dal punto di vista dell'attività sessuale o al contrario un'attività sessuale deficitaria può portare ad un incremento dell'infiammazione. Al contrario, quello appunto legato all'età è un problema che va trattato in altro modo. Va trattato farmacologicamente con dei farmaci che sono delle categorie particolari, si chiamano alfalitici o inibitori della 5-alfa-reduttasi, che riducono da un lato il volume, dall'altro agiscono sulla componente proprio del collo vescicale, ampliandolo e consentendo una minzione più Ovviamente ottimale. stiamo parlando di prostata ingrossata, perché poi l'ambito oncologico è un altro ancora. Non bisogna confondere, allora noi dobbiamo distinguere tra prostata infiammata, prostata aumentata di volume e il tumore. Queste sono le tre categorie classiche. È importante valutare come il tumore è un tumore vero e proprio, quindi un tumore maligno, ha una differenziazione di aggressività e va trattato o con la terapia chirurgica, la radioterapia o nei casi avanzati metastatici con delle terapie ormonali o chemio o immunoterapia. Quindi il paziente deve affidarsi a uno specialista per poter capire la sua problematica e conseguentemente avere un trattamento cucito sulla problematica stessa. Come casistica il suo reparto qui al Garibaldinesima di urologia, quanti di trattamenti di questo tipo? Allora, per quanto riguarda il problema della patologia prostatica oncologica, noi abbiamo a disposizione in questo momento 2 robot chirurgici, quindi abbiamo una così notevole possibilità di trattare questi pazienti in maniera radicale. Per quanto riguarda i trattamenti di patologia benigna, utilizziamo vari sistemi che vanno dal laser, l'olmio e il tullio, che hanno delle differenziazioni, fino al rezum, quindi il vapore acqueo, la possibilità di sistemi particolari come l'urolift che amplia il collo vescicale, trattamenti standard diffusi un po' ovunque, ma abbiamo la possibilità di così offrire al paziente a 360 gradi un trattamento, ripeto, cucito sulla patologia che trattiamo. Spesso, soprattutto nel caso legato all'età della prostata ingrossata, si teme per le conseguenze, no, anche sull'attività sessuale. Sull'attività sessuale più quando si tratta chirurgicamente perché vengono potenzialmente lesionati i nervi vicini alla prostata. Anche questo dipende dalla tipologia di malattia, se è una malattia più aggressiva o meno, in quel caso possiamo anche risparmiarli. Ci sono stati dei progressi in questo senso? Assolutamente, però ripeto, anche là va valutato, perché è una malattia molto aggressiva, è una malattia oncologica. Sulla parte sessuale noi non dobbiamo tenerne conto, perché se lasciamo i nervi poi lasciamo anche il tumore. Sulla componente invece più importante
sulla continenza dobbiamo agire, perché quella modula anche la qualità di vita del paziente stesso. Quindi, però è un ambito veramente complesso in cui le notizie che noi, o meglio che i pazienti frequentemente ci riportano da Google o da altri motori di ricerca, spesso sono fuorvianti. Per cui ti arriva il paziente con una prostata gigantesca che vorrebbe fare un trattamento ma non è adeguato a lui, altri al contrario che accettano passivamente qualunque proposta. Invece è importante capire la modalità di trattamento, perché deve essere appunto gestita in funzione della patologia di base. Dedichiamo gli altri minuti a nostra disposizione, professore, adesso invece alle problematiche femminili, ecco, sull'altra metà del cielo. Lei poco fa parlava di continenza e quindi ecco, incontinenza è un altro grande problema. Allora, l'incontinenza urinaria viene anche da noi trattata, dipende molto spesso da problematiche di prolasso genitale e quindi devono essere modulati i trattamenti sulla statica pelvica, quindi agire con delle protesi prevalentemente, ma talvolta si tratta anche di problemi di vescica neurologica, quindi in quel caso bisogna agire con delle terapie dal punto di vista farmacologico. Quindi però prima di tutto la diagnosi. La diagnosi è fondamentale anche attraverso l'esame urodinamico. C'è un esame, si chiama esame urodinamico, che ci fa capire qual è la motivazione della continenza. Però la cosa che ci tengo a sottolineare, perché spesso si parla dell'urologo come il medico dell'uomo, del maschio. In realtà non è così, perché noi trattiamo giornalmente donne che hanno tumori al rene, alla vescica, problematiche a livello comunque di calcolosi, quindi è una serie di problematiche che riguardano l'apparato urogenitale e quindi la donna è protagonista purtroppo anche lei con questi tipi di problemi. E in questo senso quali sono le ultime frontiere? Sui tumori del rene noi siamo in questo momento il centro di eccellenza, ci è arrivato proprio oggi il bollino arancione che rappresenta così un inquadramento importante e un riconoscimento importante della nostra unità. Abbiamo sempre la robotica, la laparoscopia tridimensionale avanzata e la possibilità di risparmiare il rene nei tumori che lo consentono. Poi c'è la possibilità di fare la chirurgia ricostruttiva, quindi ricostruire anche la vescica quando indicato. Ormai devo dirle, noi siamo in un format internazionale, quindi oltre ai riconoscimenti i pazienti ormai si affidano a noi da tutte le parti d'Italia. Ho pazienti che vengono da Udine, da Roma, da Napoli, quindi non è più come una volta la necessità di dover andare fuori, ma molto frequentemente, ripeto, anche tramite la conoscenza di internet i pazienti vedono le nostre professionalità, i nostri video che mandiamo in rete e conseguentemente apprezzano il nostro lavoro. Quando dite operiamo col robot, chiariamo, sì, ma c'è sempre il medico. Assolutamente, il robot è un intermezzo, che vuol dire che c'è il medico che utilizza una console che muove dei bracci robotizzati, quindi se il medico è scarso farà un intervento scadente, se il medico è bravo farà un intervento importante. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è la miniaturizzazione degli strumenti, no, perché è uguale alla laparoscopia, è la precisione in alcuni movimenti, la possibilità di inserirsi in anfratti che talvolta sono difficili da raggiungere e conseguentemente fare un intervento molto più dettagliato. Anche là non sempre la robotica può dare meglio, ma è il chirurgo che deve decidere qual è il tipo di procedimento migliore da adottare. Nel vostro reparto l'intelligenza artificiale è arrivata? Allora, è arrivata ed è modulata in parte sempre tramite la robotica. Ci sono, come lei sa bene, vari tipi di intelligenza artificiale che ci aiutano in alcuni tipi di percorsi. Anche diagnostici? Anche diagnostici, quindi in radiologia noi abbiamo anche questi tipi di percorsi qua. Ancora ci sono dei format che devono essere adattati per ciascuna specialità, quindi attendiamo questo tipo di riscontro, ma l'intelligenza artificiale, come ben sappiamo tutti, deve essere sempre filtrata dall'uomo. Se lei va anche su ChatGPT e mette alcune cose, molto frequentemente otterrò delle informazioni sbagliate. Quindi anche là non è la Bibbia. Viva l'esperienza dei medici sul campo. L'importante è l'aggiornamento, che è quello che è più significativo. Noi facciamo parte di gruppi di studio, ripeto, internazionali e conseguentemente abbiamo sempre il polso delle novità e la possibilità di aggiornamento con la partecipazione diretta a questi eventi. Grazie a lei, buon lavoro al reparto. Grazie. Eccellenza in urologia. Non bisogna accontentarsi dei risultati in sala operatoria, dove robotica, tecnologie avanzate, capacità di radicalità chirurgica permettono di risolvere problemi un tempo difficili da affrontare.
ma riuscire a ottenere il bollino arancione in urologia significa pensare in maniera globale in un percorso di certificazione all'assistenza ai pazienti urologici che peraltro sono uomini e a volte sono anche donne, perché la patologia si spinge anche al trattare alcune patologie di interesse della donna. E a quel punto posizionamento strategico dell'azienda, formazione, attrattività per i pazienti, sviluppo e nuove tecnologie. Mettere in campo insieme tutte queste sfide significa pensare davvero a una opportunità per offrire ai pazienti risposte che un tempo venivano cercate fuori dalla nostra terra.